Assessore alla sanità, al centro di questa seconda giunta, un disavanzo tutto sommato contenibile, avete già i soldi in cassa, insomma, per ripianarlo, ma quali sono le prossime mosse? Ottimizzare le spese, si è detto. Ma certo, quella è la mossa che tutte quante le amministrazioni, sia regionali che tutti quanti gli enti pubblici, devono mettere al centro della propria manovra, ottimizzare le spese, in considerazione del fatto soprattutto che siamo in una situazione di congiuntura negativa dal punto di vista economico, ma nonostante tutto mantenere il livello della sanità, che è un servizio pubblico, è un servizio necessario per il nostro territorio a livelli di eccellenza come è stato sino ad ora. Il Presidente domani incontra il Ministro Fazio, ha detto a un amico, però evidentemente andrà con delle richieste proprio per la sanità veneta. Lei ci può dire quali sono? Ma guardi, io non conosco quello che è l'oggetto del colloquio fra Presidente e Ministro. Io sono certo comunque sia che il Presidente Zaia andrà a portare le istanze venete a livello nazionale e a difenderle in maniera forte come ha sempre fatto, cercando di aumentare quelle che sono le risorse attribuite alla nostra regione, che pur avendo una sanità di eccellenza si può fare sempre meglio per essere più vicini possibile ai territori e ai cittadini. Anche per la sanità potete chiedere delle competenze in più applicando il 116. Ma guardi, il tema del 116 è il tema del federalismo e quindi della concorrenza delle materie, Stato, Regioni e via via via. È un tema importante che di conseguenza va a riversarsi su tutte le competenze regionali. È chiaro che noi chiederemo sempre di più per essere più vicini, in maniera tale che il governo sia più vicino a quello che è il territorio, a quelli che sono i cittadini, avere un rapporto diretto il più vicino possibile come abbiamo sempre tenuto a fare.